Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto continua a dilagare la pandemia, l'emergenza Covid. Sono arrivati i dati che vedremo fra pochissimo, sono dati che fanno paura, fanno impressione. In Veneto è stato raggiunto un nuovo record di oltre 25.000 nuove positività. Sono dati che non avevamo mai visto, sono dati che davvero fanno impressione, però sono dati che, se confrontati con quelli della sanità, quindi con il modo in cui la sanità del Veneto sta reagendo a questa quarta ondata, a questa spallata durissima della pandemia, ci fanno capire che forse effettivamente qualcosa è cambiato proprio nelle dinamiche di diffusione e sulle ricadute da parte del Covid, perché la sanità continua effettivamente a reggere. Poi magari faremo anche un confronto con i dati dell'anno scorso, in questo giorno, nel giorno peggiore della pandemia, con uno dei giorni più brutti che si sono visti nel 2021, per capire come cambiano le cose. Ne parliamo nel corso della nostra informazione. Come sempre nella nostra informazione andiamo a sentire che cosa succede nelle città del Veneto. Cominciamo da Padova, dove c'è la nostra Valentina Visentin che ci aspetta per aggiornarci su tutte le notizie della città e della provincia. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, iniziamo ovviamente dall'emergenza Covid. Come ho sentito stavi anticipando i dati appena diffusi dal bollettino dell'azienda Zero. Per Padova ovviamente una giornata con numeri da record, oltre 4.400 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 132 le persone ricoverate solamente in area medica dell'azienda ospedaliera, comunque ospedali che stanno continuando a reggere la pressione e soprattutto però quello che si sta definendo in città sono le misure di vigilanza e di contenimento, perché si stanno inasprendo le azioni dei cosiddetti movimenti no vax e no pass, quindi non solo le manifestazioni di cui vi abbiamo sempre raccontato ogni sabato pomeriggio, ma anche vere e proprie azioni di disturbo e boicottaggio del lavoro dei centri vaccinali, e soprattutto tanti furbetti che si presentano in farmacia senza mostrare la carta d'identità per fare il tampone, quindi per fare magari il Green Pass, ottenere il Green Pass per altre persone. Ieri c'è stato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, sul tavolo tanti temi, appunto proprio questo, con il prefetto ha così deciso di intensificare la vigilanza nei centri vaccinali per evitare che ci siano questi fenomeni di boicottaggio, e anche ha imposto alle farmacie il controllo del documento di identità, per cui se noi adesso andiamo a farci un tampone in farmacia dobbiamo non solo portare la tessera sanitaria, ma dobbiamo mostrare ed esibire anche il documento di identità. Valentina, allora noi vediamo il servizio che avete già preparato su questa situazione molto complicata. Nel frattempo cerchiamo di risolvere questo piccolo problema di audio legato probabilmente al microfono, quindi fra pochissimo torniamo da te, ci racconti tutto il resto. Vediamo intanto il servizio. Vigilanza nei centri vaccinali per impedire che i gruppi Novax boicottino o rallentino le vaccinazioni negli hub. Il prefetto di Padova, nel consueto incontro settimanale del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha convocato, oltre alle forze dell'ordine, anche i vertici dell'azienda ospedaliera, dell'USL 6 e dei farmacisti padovani, e ha disposto un'intensificazione della vigilanza negli hub vaccinali per prevenire ogni azione di disturbo da parte dei gruppi Novax e No Green Pass, come quella accaduta nei giorni scorsi con un uomo allontanato dalle forze dell'ordine dopo 40 minuti di discussioni con i medici vaccinatori della fiera. Sulle chat Telegram del Movimento Veneto No Green Pass da tempo circolano proprio le indicazioni da seguire per rallentare e sabotare le attività vaccinali. Durante il COSP il prefetto ha anche deciso nuove direttive per le farmacie, che dovranno procedere al controllo dei documenti di identità delle persone che si presentano con la tessera sanitaria per fare i tamponi. Questo per evitare il crescente fenomeno di sostituzioni di persona per acquisire le varie certificazioni Green Pass. Frange del Movimento Novax inoltre stanno mettendo in atto in questo periodo azioni di minacce nei confronti di autorevoli esponenti della scienza. Le recenti lettere minatorie inviate alla professoressa Viola e poi al professor Palù hanno alzato il livello di attenzione. L'immunologa Viola continuerà ad avere la scorta e la vigilanza. Il prefetto di Padova ha inoltre disposto la sorveglianza dei luoghi di Padova frequentati dal presidente di AIFA Palù, che di fatto però risiede a Treviso.
Allora, torniamo da Valentina Visentina, abbiamo risolto il problema semplicemente eliminando le cuffie, questo comporterà una maggiore vicinanza della collega al microfono dell'attrezzatura che usiamo per questi collegamenti, ma insomma è già in conclusione questo collegamento. Valentina, abbiamo altre notizie da Padova in questo momento? Sì, poi c'è la cronaca ovviamente in primo piano con un doppio suicidio avvenuto ieri sera in un appartamento disabitato del centro storico di Padova. Una coppia è stata trovata senza vita, impiccata nella tromba delle scale di questo condominio disabitato. I carabinieri sono intervenuti sul posto per la rimozione delle salme e appunto si tratta di una donna di 36 anni e di un uomo e del suo fidanzato di 54 anni. E poi c'è la morte improvvisa del responsabile di Fratelli d'Italia della sezione di Montegrotto Terme, Lele Roncolato, scomparso improvvisamente per un arresto cardiaco all'età di 38 anni. Allora Valentina, poi sicuramente nel corso della nostra informazione faremo un altro collegamento con Padova per gli aggiornamenti di giornata. Se ci sono novità chiamateci voi per darle immediatamente. Grazie, buon lavoro. Torniamo in studio. Allora, avete sentito, Padova soffre di questa situazione un po' complessa proprio nel giorno in cui, dicevamo, c'è il record di contagi. Vediamo fra poco i dati. Adesso vediamo che cosa aveva detto il presidente Luca Zaia nell'ultima conferenza stampa. Aveva parlato di una curva che si sta appiattendo, che si sta raffreddando. Ovviamente i dati di oggi comprendono di sicuro qualche strascico di quello che non è stato fatto, controllato e tamponato nel fine settimana, però sono dati comunque importanti. Quello che Zaia ci sta dicendo è che effettivamente si nota un raffreddamento nella curva e soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive e l'area non critica, quindi per quanto riguarda i ricoveri. Ovvio non si può abbassare la guardia, ovvio bisogna mantenere alta l'attenzione, portare avanti tutte quelle che sono le precauzioni, mascherine, distanziamento, igienizzazione delle mani, attenzione agli assembramenti, tutte le cose che conosciamo molto bene, però è plausibile che questa settimana sia davvero decisiva per il seguito della pandemia. Vediamo. Questa settimana è cruciale, è centrale. Non lo è solo per il Quirinale, lo è anche per il virus che a noi qui in Veneto insomma ci interessa tanto. Guardate che non possiamo pensare di mandare in isolamento metà Veneto. Settimana cruciale questa, ma non solo per il Veneto. Entro poche ore potrebbe essere inviata alle regioni una nuova circolare che accoglie i cambiamenti che in sostanza sono stati proposti proprio dal Veneto al governo. Tra le note principali la proposta di modificare la definizione di caso, di sdoganare i tamponi fai da te e di modificare ancora la misura dei tamponi a fine quarantena con quelli di prima generazione delle farmacie. In una parola, semplificazione. È innegabile che lo scenario sia cambiato radicalmente perché è una variante radicalmente nuova, ma anche perché abbiamo i vaccinati e quindi è fondamentale cambiare anche la strategia. Ma settimana cruciale anche perché la curva del contagio sembra essersi stabilizzata. Sembra ci sia una fase di plateau, cioè che la curva comunque si sia raffreddata e si sia appiattita. I dati che ad oggi collocano il Veneto con una percentuale di occupazione della terapia intensive del 20%, dei posti in area medica del 25% e danno a 6.381 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Le terapie intensive si stanno stabilizzando sui 200 letti occupati. Il numero dei contagi continua a crescere, sono positivi anche il direttore generale della Sanità Veneta Luciano Flor e l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, entrambi asintomatici come moltissimi altri veneti. È pur vero che la mole, e questo ve lo voglio sottolineare, di asintomatici ci induce a fare delle riflessioni che prima sarebbe stato impossibile e inadeguato farle. Se è vero che non basta essere positivo per essere contagioso, come sta cercando di provare la comunità scientifica in queste ore, è anche vero che la mole dei contagiati sta rischiando di paralizzare scuola, famiglie e attività. In Veneto la copertura vaccinale intanto raggiunge numeri da record, 88,6%. L'obiettivo del 90% lo raggiungiamo. Confermati in tutto il Veneto gli open day nel weekend per le vaccinazioni pediatriche. 5 e 11 sono già a 1 su 3 vaccinati.
siamo al 27%, quasi 1 su 3. L'obiettivo resta dunque ora quello di agire sul calcolo dei dati e di convincere il governo a cambiare le regole per la definizione dei casi e la gestione delle quarantene. Allora, vaccinazioni e dati sull'emergenza coronavirus, ricordiamo oggi record, altro record polverizzato, quello delle nuove positività. Li vediamo subito dopo la pubblicità, perché adesso noi facciamo una brevissima pausa, voi state con noi, torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. La notizia di giornata per il Veneto la vedete adesso con la regia di Fabio Verin, che ci fa vedere i dati impressionanti di questa fase dell'emergenza Covid. Sono dati che non avevamo mai visto in Veneto. Questo è un nuovo record drammatico che ci conferma quanto sia invasiva, diffusiva, come viene chiamata dalle autorità sanitarie, la variante Omicron. 25.166 nuovi casi nella sola giornata di ieri, di oggi. Insomma, questi sono i dati arrivati questa mattina, poco fa, in redazione. Portano il totale delle persone che sono risultate positive dall'inizio dell'emergenza Covid a 913.054. Se andiamo avanti con questi numeri, in poco più di 3 giorni, entro questa settimana, toccheremo il 1 milione di persone positive. Quindi prima dello scadere dei 2 anni 1 milione di veneti si saranno quasi certamente infettati, saranno quasi certamente risultati positivi al Covid. Sono dati che non avremmo mai pensato di vedere. Solo qualche settimana fa, quando era partita questa quarta ondata, si pensava di vedere qualcosa di diverso. Invece la virulenza del ceppo Omicron è davvero impressionante. I casi attualmente positivi in Veneto, e anche questo è un dato mai visto, assommano a 255.000 persone, quasi 256.000 persone attualmente positive in Veneto. Dati davvero mai visti. Sono quasi 13.000, sono 12.797 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Questi sono i dati della diffusione del virus. Ma andiamo a vedere quelli della sanità, perché ci dicono che effettivamente, come ha detto Luca Zaia poco fa nel servizio che avete visto prima della pausa pubblicitaria, qualcosa sta cambiando in modo anche radicale, perché nonostante i 25.000 nuovi positivi e i 250.000 positivi attualmente presenti in Veneto, abbiamo, sarebbe bello dire solo, però insomma vediamolo neutro questo dato, 1.797 persone ricoverate in area non critica. Sono la metà praticamente di quelle che avevamo esattamente un anno fa, con poche centinaia di nuove positività. Di questi 1.569 sono ancora positivi, ricordiamo in area non critica, 228 si sono negativizzati. Decisamente interessante anche il dato delle terapie intensive, 208 le terapie intensive impegnate, con 184 persone che sono ancora positive, 24 che si sono negativizzate. Vediamo le differenze rispetto a ieri. Eccole, potete vedere il grande sbalzo che c'è, la grande differenza che c'è fra il confronto sui dati delle ospedalizzazioni e il confronto sui dati della diffusione del virus. Per 25.000 nuovi positivi ci sono solo 24 nuovi ingressi in ospedale. Ovviamente è un bilancio, quindi c'è un bilancio positivo di 24 unità in area non critica e addirittura un bilancio di una sola unità in terapia intensiva. Questa è la conferma di quello che ci è stato detto finora, ovvero che questo virus, questa fase del virus porta tanti positivi, tanto che potrebbe saltare il sistema di tracciamento se le cose dovessero continuare così, ma in realtà porta poche ospedalizzazioni. I morti ci sono, purtroppo ancora, sono tanti, sono numeri drammatici che non vorremmo mai vedere. Siamo tornati a parlare di 40 decessi, un anno fa erano stati circa 60, quindi è un dato che si avvicina, purtroppo, dicevamo in modo drammatico, a quello dell'anno scorso. Questi sono i dati
del Covid, poi cercheremo di mettere in prospettiva, di capire bene che cosa sta succedendo, ma ribadiamo, per un enorme numero, record numero di nuovi positivi, c'è un numero decisamente contenuto di ingressi in ospedale. Questo vuol dire che ripetiamo quello che ci viene riportato dalle autorità sanitarie: è il vaccino che funziona, che impedisce poi l'insorgenza di sintomi gravi. Ricordiamo, è stato detto anche da Zaia già ieri, positivi anche l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e positivo anche il capo della sanità del Veneto, Flor, quindi sono a casa sintomatici, poi magari riusciremo a contattarli almeno per sapere come stanno, giusto un aggiornamento sulle loro condizioni di salute. Però appunto gli ospedali stanno reggendo a questa fase del Covid. Vediamo invece, sempre con la regia di Fabio Verin, i dati delle vaccinazioni, perché se gran parte di questa fase, dei dati interessanti di questa fase viene attribuita ai vaccini, è importante andare a vedere i dati che ci arrivano dalla regione. Sono 40.000 le dosi somministrate ieri, naturalmente dopo lo stop fisiologico del fine settimana, di cui 2.679 prime dosi, 3.430 cicli completati, 34.765 dosi booster. Il Veneto ha somministrato il 100,9% delle dosi che sono state fornite, quindi c'è un ricircolo molto forte delle dosi. I dati sulla popolazione totale: l'81% dei veneti, parliamo proprio di residenti, ha la prima dose, il 78,4% ha la seconda dose, il 48,3% ha la dose booster. In realtà la tabella da vedere con più attenzione è questa, perché ci dice le percentuali dei vaccinati sulla popolazione vaccinabile, quella che serve per creare la cosiddetta immunità di gregge, o comunque per coprire la popolazione in modo più incisivo. 88,3% dei veneti vaccinabili hanno la prima dose, 86,6% hanno il ciclo completo, 53,5% hanno la terza dose. Abbiamo superato la metà dei veneti che sono coperti anche con la terza dose. Dati importanti anche per quanto riguarda gli over 80, la categoria, una delle fasce più a rischio in caso di Covid. 100% coperti tutti con la prima dose, 99,84% con la seconda, ormai manca pochissimo, e 84,5% anche con la dose booster. I dati che abbiamo ci parlano anche dei vaccini per quanto riguarda i più giovani, la fascia 5-11. 24,7%, un quarto dei bambini dei 5-11 anni in Veneto ha già avuto la prima dose. Siamo già al 5,5% con il ciclo completo. Ricordiamo che c'è una differenza sia per il dosaggio che per quanto riguarda poi le date dei richiami. Non è prevista per ora la terza dose, quindi non c'è alcun dato da vedere qui. Queste sono le percentuali, poi vi facciamo vedere, giusto per capire l'importanza, come sta correndo la campagna vaccinale in Veneto. Questa è la fase attuale, quindi con tantissime dosi booster. Questa era la fase record di questa estate. Siamo ai livelli di giugno-luglio, quando la campagna stava correndo veramente forte per coprire con più che le prime, le seconde dosi, perché le prime erano state qualche giorno prima. Questi sono i dati dell'emergenza Covid. Tantissimi casi, record di casi, pochissimi casi nuovi in ospedale. Siamo comunque ancora lontani dai dati che potrebbero farci entrare in zona arancione, e a questo punto è lecito sperare che non ci sia alcun ingresso in zona arancione. Dati impressionanti anche dalla campagna vaccinale. Le cose, come ha detto Zaia, potrebbero iniziare a cambiare, e questa è la settimana decisiva. Adesso, in attesa di altri collegamenti, andiamo a vedere uno studio della Regione Veneto appunto sull'efficacia dei vaccini, proprio per capire le ricadute delle inoculazioni su queste fasi del Covid.
Per l'ospedalizzazione complessivamente un 12 volte in più per il non vaccinato, che può arrivare fino a 40 volte per la mortalità quando abbiamo un'età molto avanzata. Quindi sono valori di rischio che in ambito epidemiologico sono molto ma molto importanti. Quanto è efficace il vaccino, misurato per età e per genere, quanto la positività può essere persistente a fronte di una copertura vaccinale o meno, quanto dura la degenza in base allo stato vaccinale, sono domande a cui ha risposto uno studio già pubblicato e coordinato dalla responsabile del servizio prevenzione regionale, la dottoressa Francesca Russo, e da Vincenzo Baldo, responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'Università di Padova. L'altro dato rilevante è che abbiamo potuto vedere come sia la durata della positività per un soggetto vaccinato rispetto a un non vaccinato, sia la durata della degenza in ospedale per un vaccinato rispetto a un non vaccinato ha una riduzione in termini temporali di circa 5-6 giorni. 2.200.000 le persone testate. Il periodo di analisi risale a quando in Veneto il 70% della popolazione aveva ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Importante, conclude il gruppo di studio, il completamento del ciclo con la dose booster, e alla domanda sulla necessità della quarta dose Baldo così risponde. Saranno i dati a dirci quello che dovremmo fare, aspettiamo i dati anche da Israele che hanno iniziato con la quarta dose, però è insostenibile dal punto di vista ovviamente di sanità pubblica poter gestire un numero di dosi così elevate ogni 4 mesi, sarebbe veramente impossibile. Andiamo a vedere allora, visto che stiamo parlando di vaccinazioni, come è andato l'Open Day pediatrico di questo fine settimana. Ricordiamo che nel fine settimana, sabato e domenica, le aziende sanitarie del Veneto hanno aperto le porte dei centri vaccinali alle vaccinazioni senza prenotazione per i più piccoli. Tante famiglie hanno deciso di aderire. Vediamo com'è andata per quanto concerne Luis Ottoberica. Su 9 milioni di somministrazioni sono stati identificati 11 casi di miocardite, ma tutti quanti autorisoltisi, quindi una complicanza che apparentemente sembra grave, ma anche quella senza complicazioni poi a distanza. Quindi è un vaccino che sta dimostrando, oltre che l'efficacia, anche una grande sicurezza. Vaccinare il prima possibile la popolazione più giovane. Per questo è stata promossa la seconda volta consecutiva l'iniziativa regionale dell'Open Day delle vaccinazioni pediatriche. All'uso Ottoberica solo il 25%, un bambino su 4, risulta vaccinato. Per questo sabato e domenica sono stati aperti, anche senza prenotazione, i CVP di Torri di Quartesolo e Montecchio Maggiore. Il bilancio è stato positivo per le 2 giornate, con 556 somministrazioni eseguite, 377 delle quali senza prenotazione, circa 2/3. Un dato decisamente alto che deve essere tenuto in considerazione per far proseguire rapidamente la campagna vaccinale dei più piccoli. Vanno inoltre dissipate le preoccupazioni sui possibili effetti collaterali del vaccino. Quello che può essere ancora un timore residuo da parte dei genitori deve essere abbattuto. Ormai abbiamo dati negli Stati Uniti, sono stati pubblicati recentemente, che su quasi 9 milioni di somministrazioni la percentuale di effetti indesiderati è veramente risibile, perché rappresenta lo 0,005% di effetti collaterali. Tra l'altro effetti collaterali molto banali, perché vanno dal dolore nella sede di iniezione o un po' di febbre. Quindi se il limite che i genitori giustamente si pongono è quello della sicurezza, io penso che i dati siano arrivati a un momento in cui devono abbassare tranquillamente la difesa, l'opposizione nei confronti della vaccinazione e procedere, perché, ripeto, è l'unica arma certa di efficacia nel combattere questa pandemia. Ne parliamo ancora dopo la pubblicità, perché ora noi facciamo una brevissima pausa. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora altri collegamenti, tante notizie fresche da darvi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto i dati drammatici, impressionanti, per un certo verso confortanti per l'altro, per quanto riguarda l'emergenza Covid. Lo ricordiamo perché si fosse messo solo ora all'ascolto di questo nostro telegiornale, record di oltre 25.000 positività nell'ultima
nell'ultima rilevazione diffusa dall'azienda Zero della Regione del Veneto, oltre 250.000 persone attualmente positive in Veneto, situazione mai vista, un Veneto che si avvia verso 1 milione di positivi dall'inizio dell'emergenza. Una ricaduta invece decisamente neutra, possiamo dire, sulla sanità. Poche decine, meno una quarantina, forse meno, di ingressi in terapia in area non critica, un solo ingresso in terapia intensiva, quindi effettivamente qualcosa sta cambiando. Quello che non deve cambiare è l'attenzione che tutti noi dobbiamo porre verso tutte le regole di questo periodo, igienizzazione delle mani, mascherine. Sappiamo già come muoverci, conosciamo a memoria quello che bisogna fare, basta solo farlo. Adesso, visto che i rischi ci sono, andiamo a Venezia a vedere quali sono le problematiche di un'università importante e popolosa anche come quella di Ca' Foscari a Venezia in questo periodo di esami. Ca' Foscari sa benissimo qual è la situazione pandemica e la gestione che ha avuta tutta della cosa non è stata per niente all'altezza della situazione. Da Venezia il collettivo universitario LISC lancia l'allarme sul rischio contagi a Ca' Foscari. Attualmente gli esami orali sono svolti in modalità telematica, ma le lezioni con capienza al 50% e gli esami scritti in presenza. E da giorni, comunica il collettivo universitario Liberi Saperi Critici, leggiamo messaggi di studenti che si ritrovano in sede d'esame senza che nessuno controlli loro il Green Pass, con l'app Immuni che segnala casi di positivi in aula, o studenti che dopo l'esame si affrettano ad avvisare i compagni di avere contratto il virus. Nel momento in cui le disposizioni della rettrice vanno in un senso e le persone sono comunque costrette a fare gli esami, anche perché appunto magari rischiano di andare fuori corso e quindi dover pagare ulteriori tasse per appunto raggiungere l'obiettivo della loro carriera accademica, non è assolutamente una colpa imputabile agli studenti, è cioè, insomma, non vengono dati gli strumenti a noi di poter fare gli esami in sicurezza. È richiesto il tampone per fare l'esame? No, è richiesto soltanto il Green Pass e non è neanche richiesto tutte le volte, cioè non è sempre controllato, si controlla a campione. Gli studenti si sono riuniti in assemblea a Ca' Foscari Centrale per dar voce a quelle che definiscono richieste legittime e indispensabili. Noi da 2 anni, da quando è iniziata la pandemia, chiediamo per garantire un ritorno degli studenti in sicurezza, in presenza, che l'università metta a disposizione gli spazi che ha in tutta la città, e questo non è stato fatto finora. La possibilità di fare dei tamponi gratuiti, perché nonostante fior di tasse che noi studenti paghiamo, ecco, minimo un tampone anche per garantire la sicurezza sia personale che degli altri ci sembra il minimo. Il messaggio alla rettrice Tiziana Lipiello è chiaro: vogliamo poter svolgere gli esami e le lezioni in sicurezza, scrivono gli studenti, raggiungere l'università senza la paura di doverci trovare su un autobus colmo di persone, continuare a svolgere attività studentesche in luoghi adatti e sicuri. Ad oggi non è così. Questa era la situazione a Venezia. Adesso andiamo a vedere un'altra situazione. Vediamo sempre scuole, ma scuole un po' di grado minore per quanto riguarda l'età. Nella Marca trevigiana nidi e asili chiedono chiarezze, semplificato sarà caos. Vediamo il servizio. Una tragedia, nel senso che c'è troppa confusione, tutti fanno un po' quello che vogliono, i protocolli che ci sono stati dati non vengono rispettati né dalle ULS, né dallo stesso SISP, né dai pediatri, né dai medici di base. Denuncia una situazione al limite Lisa Pisani, presidente regionale di Assonidi e direttrice a sua volta del Centro per l'Infanzia Policino di Frescada, dove su 51 bambini frequentanti dagli 0 ai 6 anni circa 15 sono a casa. Fortunatamente al momento nessun positivo in struttura, però positivi genitori, fratelli, sorelle, zie e nonni, questo sì. Una fotografia che accomuna molti asili, nido e nonna della Marca, dove basta una positività per far scattare i protocolli con tutte le ricadute gestionali e familiari del caso. Per questo dagli operatori arrivano richieste precise: semplificare la parola d'ordine. Noi chiediamo che per esempio i test delle farmacie possono essere validi come tamponi di fine quarantena, visto che già sono validi per iniziarla, sarebbe fantastico
che ci fosse più comunicazioni tra ULSS, pediatri, medici. Soprattutto questo weekend c'è stato un susseguirsi di positività tra i bambini e di difficoltà nel comunicare con chi ci deve aiutare a far partire le quarantene. Evoluzione rapida anche nelle altre scuole di ogni ordine e grado. L'Istituto Comprensivo 3 Felisent a Treviso comprende 59 classi tra infanzia, primaria e secondaria. Su queste 59 classi 2 sono coinvolte in autosorveglianza alla secondaria e 10 sono coinvolte nella maggior parte con la cosiddetta sorveglianza con testing, quindi la didattica in presenza e dei test di controllo alla primaria. Una situazione che naturalmente inficia, danneggia un po' la didattica in presenza, però questi sono i numeri di fatto per il mio istituto. Da Magnano arriva però un appello alla collaborazione ma anche alla calma. La priorità è quella di garantire la didattica in aula. La pazienza generale, la fiducia nelle istituzioni e la capacità di collaborare che comunque nella mia esperienza con i genitori del nostro istituto, ma sono sicura anche delle altre famiglie della città, è totale. Allora, cambiamo argomento, non del tutto, perché restiamo comunque nell'ambito di quelle che sono le ricadute da parte dell'emergenza Covid. Sappiamo che quella che è iniziata come un'emergenza prettamente sanitaria è diventata poi anche un'emergenza sociale, un'emergenza economica. L'anno scorso la montagna veneta in generale, il settore dello sci, il settore del turismo invernale ha avuto enormi problemi. Ricordiamo il blocco degli impianti a poche ore dall'apertura, deciso dal governo, che ha lasciato veramente con l'amaro in bocca i gestori degli impianti, i nostri amici della montagna. Fra poco saremo in grado di farvi vedere come sta andando invece una normale giornata. Abbiamo scelto una normale giornata infrasettimanale in montagna. In questo caso siamo andati nell'altopiano dei 7 comuni per vedere come va, come funziona una giornata infrasettimanale, dicevamo, sulle piste da sci. Abbiamo per noi Sharon Di Carlo con Andrea Benetti che sono andati a vedere appunto se c'è qualcuno. Ci pare di vedere che qualcuno che ha approfittato di questa bellissima giornata ci sia. Noi aspettiamo solo l'ok dalla regia per dare la linea ai nostri colleghi in altopiano. Vediamo dai monitor di servizio che comunque la giornata è decisamente piacevole. Qualcuno che scia c'è, e allora noi vediamo già Sharon, vediamo che c'è un ospite, ovvero il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, che ha consentito a prestare qualche minuto del suo tempo per salire alle piste. Siamo, ci pare di capire, nella zona delle Melette. Approfittiamo di questa fase in cui non ci sono sciatori che scendono per dare subito la linea a Sharon. Buongiorno, come sta andando da quelle parti? Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Come hai raccontato tu, siamo qui alle Melette, una giornata stupenda, un cielo azzurro, la neve perfetta per sciare. In questo momento non ci sono tante persone che scendono, anche perché è l'ora di pranzo, quindi sono fermate sulle baite a mangiare qualcosa, però veramente una giornata incredibile. Prima abbiamo anche fermato qualche sciatore per farci raccontare della giornata sulle piste, e appunto ci raccontano di una neve battuta, una neve perfetta e appunto una giornata indimenticabile. E siamo qui con il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari. Gli chiediamo un po' come è andata questa prima parte della stagione invernale. Sì, la stagione invernale è andata nel migliore dei modi, grazie a Dio questa reale prima stagione del comprensorio delle Melette, ammodernato qualche anno fa con grandi sacrifici da parte del Comune di Gaglio. Finalmente quest'anno ha visto migliaia di turisti, migliaia di passaggi, nuovi passaggi qui alle Melette, quindi questo è importante e ci fa ben sperare per il proseguo della stagione e della vita di questo comprensorio. E queste misure restrittive come hanno inciso invece? Ma hanno inciso, grazie a Dio, limitatamente, perché gli appassionati, sapendo che per sciare ci sarebbe voluto anche il Green Pass, si sono adoperati per farsi il vaccino, per farsi il Green Pass, essere muniti, rispettare le norme e quindi poter godere di questa meravigliosa neve, di queste meravigliose giornate qui a Gaglio sull'altopiano, che sembra veramente di stare in paradiso. Sono giorni veramente mozzafiato e
invito tutti i turisti e appassionati di sci nordico e anche di sci da fondo a salire a Gallio sull'altopiano per godersi questo scorcio d'inverno che è un semi-inverno ma baciato dal sole con la neve più bianca che non si può. E come funzionano invece i controlli? I controlli sono chiaramente a carico della società che gestisce questo impianto e loro sono molto ben organizzati, coadiuvati ovviamente dalle forze dell'ordine. Qui abbiamo i carabinieri della stazione di Asiago che prestano servizio per controllare appunto tutti gli appassionati che vengono a sciare. Problemi grazie a Dio non ce ne sono mai stati fino ad oggi. Ha nevicato poco, però c'è un sole meraviglioso. Sì, ci aspettiamo, la neve oggi è sufficiente ancora per garantire qualche giorno e qualche settimana ancora di sciabilità, però ci attendiamo almeno per i primi di febbraio un'ulteriore precipitazione che metterebbe al sicuro fino a fine marzo tutta la stagione dello sci alpino, quindi ben venga questo sole, ma poi speriamo e ci auguriamo insomma, che qualche altro 10, 20 o 30 centimetri di neve fresca possa cadere a Gallio e sull'altopiano. Sharon, Ferdinando, hai qualche domanda dallo studio? Sharon, appunto, ti chiedo allora una cosa di servizio per noi importante, ti chiedo di sistemare la mascherina sopra il naso perché è importante che noi diamo l'esempio, poi magari i nostri telespettatori dicono siete all'aria aperta, il distanziamento, i vaccini e tutto quanto, però è bene dare il buon esempio quando siamo in onda in diretta. Allora, una domanda per il sindaco Emanuele Munari, naturalmente stiamo parlando di Gallio, ma sappiamo che l'altopiano dei 7 comuni ha parecchi comprensori, alcuni più grandi, alcuni più piccoli, sciistici. È andata bene in questo periodo per tutti o ci sono delle situazioni contingenti che stanno magari penalizzando qualche area dell'altopiano? Mi chiedono se è andata bene per tutti i comprensori o se c'è qualcuno che sta facendo fatica in altopiano. Allora, diciamo mediamente è andata abbastanza bene in tutti i comprensori, in particolar modo appunto qui alle Melette tengo a precisarlo. C'è stata un po' di sofferenza al comprensorio del Monte Verena perché causa appunto questa forte inversione termica nella pista centrale, in quella un po' più particolare ovviamente la neve sta scarseggiando, quindi purtroppo quest'anno il comprensorio del Verena ha avuto qualche giornata di stop anche parziale, ma ce l'ha avuta. Però ripeto, contiamo di rivedere questa dama bianca, scendere ancora a Gallio, al Verena, ma su tutto l'altopiano per regalarci ancora qualche bella settimana bianca sulla neve. Sharon, a questo punto altre domande, Ferdinando? Abbiamo una breve pausa pubblicitaria da fare. Vi chiedo la cortesia di fermarvi qualche minuto, giusto un paio di minuti, con il sindaco Emanuele Munari, perché al ritorno dalla pubblicità vorrei che lui ci dicesse qualcosa sulla situazione legata alla presenza dei lupi, perché ci sono cose che vanno bene in altopiano, situazioni che vanno molto bene, come vediamo questo periodo per il turismo, ci sono situazioni invece che preoccupano. Però adesso facciamo una brevissima pausa, chiediamo al sindaco di prepararsi per dopo, torniamo fra 2 minuti con voi in collegamento dalle Melette di Gallio per parlare anche di quello che spaventa nella zona turistica. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Vediamo che Sharon Di Carlo, che con Andrea Benetti sta intrattenendo il sindaco di Gallio Emanuele Munari sulla splendida neve dell'altopiano. Abbiamo detto una giornata fantastica, un turismo che sta reagendo a quelle che sono le proposte della montagna veneta in generale, perché sappiamo che questa fase della stagione sta andando bene un po' ovunque, però ci sono anche delle situazioni che lasciano un po' perplessi, soprattutto nella zona dell'altopiano dei 7 comuni. Cambiamo pagina, voltiamo pagina, non parliamo più di turismo, ma parliamo di problemi legati a quella che è l'allevamento anche invernale nella zona. Parliamo del problema dei lupi che recentemente hanno sbranato più di un cane. Sono spariti molti cani negli ultimi giorni in tutta la zona dell'altopiano, alcuni vengono ritrovati, altri purtroppo no, di qualcuno si trova solo la carcassa sbranata dai lupi. C'è qualcuno che inizia ad aver paura. Solo poche settimane fa, proprio a Gallio, è stato sbranato un cane sotto gli occhi, letteralmente, del proprietario. Sono molti dall'altopiano che ci dicono: siamo stanchi, abbiamo paura, siamo stufi, ne risente tutto, ne risente il turismo, ne risente tutta l'attività. Vorremmo capire qual è il polso della situazione dal sindaco Emanuele Munari.
Eccoci appunto, come chiedevano dallo studio, qual è la situazione per quanto riguarda i lupi? Poche settimane fa un cane è stato sbranato da un lupo, c'è paura? Sì, l'allarme per quanto riguarda la tematica del lupo in altopiano, ma non solo in altopiano, resta alta, resta un tema molto caldo, un tema purtroppo anche di difficile risoluzione, almeno nel breve termine, però noi ribadiamo ancora una volta, e colgo questa occasione che mi dà Rete Veneta per appunto dire a tutti quanti che il lupo, se qualche anno fa era una specie in via di forte estinzione, oggi grazie alle protezioni che ha a livello regionale ma soprattutto a livello europeo, il lupo oggi in Italia e anche qui sull'altopiano è una specie in forte espansione, e quindi se si vuole ricercare a tutti i costi una convivenza, che io la vedo molto difficile, molto dura, ebbene se vogliamo appunto raggiungere una convivenza a questa azione di forte espansione del lupo ci deve essere un'altrettanta azione da parte dell'uomo di contenimento, di contrasto e di contenimento di questo lupo, perché altrimenti la vita economica, sociale delle malghe, dei turisti e quant'altro viene messa a repentaglio. Quindi ancora una volta ribadiamo il concetto, la convivenza si deve cercare con una mediazione che metta d'accordo le parti, il territorio e chi invece appunto vuole proteggere a tutti i costi il lupo. E per chi ha paura, che cosa vuole dire? Per chi ha paura, le solite indicazioni: mai avventurarsi nei boschi da soli, mai avventurarsi nei boschi con i cani di proprietà liberi, sciolti, che possono sicuramente attrarre i lupi, perché ripeto, i nostri cani sono appunto prede ambite dal lupo, perché se li mangiano in un sol boccone, quindi fate attenzione, cani sempre al guinzaglio quando siete nei boschi e soprattutto non andate da soli. Ferdinando, ringraziamo il sindaco di Gallia Emanuele Munari e ci lasciamo con questa immagine bellissima della baita con tutte le persone che stanno mangiando in questa giornata meravigliosa di sci qui alle Melette. Beati loro, noi ringraziamo Sharon Di Carlo, Andrea Benetti e ovviamente il sindaco di Gallia Emanuele Munari per questo collegamento che ci ha fatto vedere una situazione ottimale per quanto riguarda il turismo che sta riprendendo piede finalmente anche in altopiano, qualche problema invece per quanto concerne la presenza dei lupi nella zona dei 7 comuni. Avete sentito l'appello del sindaco, poi naturalmente lo trasformeremo in un servizio per i prossimi giorni da far girare anche fra chi decide di andare in altopiano, fra chi vive e chi decide di passare qualche giorno, fare una passeggiata. Attenzione, i cani vanno tenuti sempre al guinzaglio per tanti motivi, perché possono spaventare la fauna selvatica, ma anche perché possono diventare cibo per la fauna selvatica, e questo ovviamente potrebbe diventare un problema molto molto importante. Detto questo, chiudiamo il capitolo di montagna e andiamo a vedere le prenotazioni obbligatorie dei tamponi per l'area padovana. Poi andiamo anche a Vicenza. Intanto vediamo il servizio. Addio lunghe code ai centri tamponi come lo stadio Euganeo, ma per i cittadini in attesa del test adesso è ansia da prenotazione. Infatti non è anomalo che la schermata del portale dell'ULSS 6 sia simile a questa, con le disponibilità tutte esaurite, posti che si liberano di tanto in tanto e gara a colpi di click per accaparrarsi il primo disponibile. A onor del vero, la situazione è migliorata nel giro di alcune ore, con l'inserimento a calendario di nuove date e la modifica della schermata iniziale che rimanda con pulsante diretto anche al centro tamponi attivo nel parcheggio San Massimo dell'azienda ospedaliera di Padova. Le disponibilità però partono tutte da un'attesa di circa 7 giorni per gli adulti. Il sistema è in aggiornamento continuo, comunicano i vertici dell'ULSS 6, che annunciano l'arrivo di 2 bottoni di prenotazione, uno riservato ai tamponi urgenti con dicitura espressamente indicata sull'impegnativa dei medici di medicina generale. Anche presso i loro ambulatori è possibile effettuare i tamponi, come prevede la circolare regionale della scorsa settimana. Andiamo a Vicenza ora, dove c'è il nostro Daniele Garbin che ci aspetta per il consueto collegamento quotidiano dalla redazione Berica. In questo caso non siamo in redazione, siamo a bordo strada, come si suol dire. Daniele, cosa succede a Vicenza e provincia?
Ecco, siamo a bordo strada perché stiamo proprio registrando un po' l'opinione delle automobilisti, in questo caso. Da oggi scatta il livello arancione dell'inquinamento, ecco, e quindi le limitazioni al traffico che colpiscono anche automobili recenti, i diesel Euro 4 e Euro 5 sono per esempio di uso privato. Gli obiettivi di questa norma, che era già scattata anche alla fine dell'anno, poi è rientrata per l'abbassamento del livello e poi oggi torna a salire, quindi si ripresenta il problema. Il tema è importante, non riguarda ovviamente solo Vicenza, anche perché la questione sulle cause, sui responsabili è stato evidenziato da più parti, che non sono le automobili e lo smog derivato dal traffico, ma da altre fonti, oltre alle aziende, anche gli impianti di riscaldamento soprattutto, tant'è che erano state lanciate delle proposte per così risollevare un po' il livello qualitativo degli impianti e gli scarichi. Però tant'è che al momento si interviene con questa misura odiosa in un momento in cui l'economia e molte situazioni anche economiche sono per la maggior parte, per buona parte, così al ribasso, e quindi costringere a cambiare auto per poter viaggiare quando addirittura non si è responsabili è un po' il sentiment, è un po' quello che ho sentito fino ad ora. Immaginiamo che per i vicentini questo possa essere davvero un problema, soprattutto in questa fase così complicata di quella che è iniziata, dicevamo, come un'emergenza sanitaria, ma che adesso è un'emergenza sociale ed economica per tantissime famiglie, e bisogna mettere giustamente in conto anche l'esplosione del prezzo dei carburanti, delle materie prime, quindi non solo per i cittadini ma anche per le aziende. Daniele, abbiamo già cronaca da provincia, da Vicenza provincia? Beh, non recentissima, c'è un caso in questo momento di un arresto da parte dei carabinieri per una situazione di armi sequestrate di un soggetto già noto alle forze dell'ordine e per così potenziale accusa di violenza sessuale, però è ancora una notizia, proprio un trafiletto che è stato comunicato dai carabinieri. Cerchiamo di capire se si può approfondire di più, è un tema anche abbastanza delicato. Certo Daniele, le trattiamo sempre con i guanti di velluto, le notizie in divenire. Sì, altra notizia, diciamo che oggi così è saliente, riportiamo, è che è partita la profilassi per la cosiddetta pillola miracolosa anti-Covid. Già era iniziata in altre città, altre province del Veneto, anche Vicenza è partita col Molnupiravir, che è questa sostanza, questa pillola che praticamente è una cura domiciliare proprio per i pazienti fragili che hanno determinate caratteristiche e che non possono spostarsi, anzi è meglio che non si rechino poi in ospedale, e che attraverso una nuova struttura proprio dell'US ricevono questa pillola. È una profilassi di 5 giorni, ogni 12 ore bisogna assumere questa pastiglia, e impedirebbe insomma l'aggravarsi in maniera anche pesante del Covid, ecco, soprattutto per questi soggetti fragili, e che c'è tutta una serie di casistiche, ecco, non è destinata a tutti, ne sono arrivate molto poche, anche perché una dose costa parecchio, insomma dagli 700-800 euro, quindi viene data proprio in maniera così distillando, centellinando in base ai casi di reale emergenza. Ecco, però comunque è un segnale anche questo di positivo. Non c'è solo il vaccino come profilassi e come arma fondamentale, resta ancora per combattere il Covid, ma eventualmente nel caso si contraesse c'è anche questa possibilità. E inizia. Daniele, allora, intanto noi ti ringraziamo per questo collegamento. Siamo in onda fino alle 13:30. Se ci sono altre notizie da Vicenza, non esitare a contattarci. Va bene, d'accordo, grazie. Torniamo in studio, ringraziamo Daniele Garbin, tutto il resto ovviamente lo vediamo nel TG Vicenza di questa sera, come sempre con tutte le notizie dalla città e dalla provincia. E una delle ricadute dell'emergenza Covid è il blocco di alcune proposte di tempo libero, divertimento, che hanno fatto la storia e la tradizione del Veneto. Abbiamo visto il Panevin sotto l'Epifania fermato praticamente ovunque, stop anche ai carri mascherati, in questo caso a Treviso, e un carnevale che sarà azzoppato, sarà a metà in gran parte del Veneto. Sarà un altro carnevale all'insegna della responsabilità, quindi sacrificheremo
per un altro anno certamente i carri mascherati, però non vogliamo sacrificare le emozioni che vogliamo regalare ai nostri bambini. Niente sfilate né carri mascherati causa pandemia, sarà un altro carnevale a metà e non potrebbe essere altrimenti vista la curva del contagio. La stretta dunque è inevitabile, come lo è stata per i Panevine prima ancora per il Natale, salvato grazie a una serie di eventi studiati in un'ottica anti-assembramento. Credo che l'esperimento del Natale diffuso sia stato davvero entusiasmante, ben riuscito, ben organizzato, e quindi esattamente come il Natale anche il Carnevale sarà all'insegna del Carnevale diffuso, quindi tanti piccoli spettacoli che non creano assembramento, diffusi nella città in modo tale che si possa responsabilmente godersi le emozioni del Carnevale senza correre alcun rischio da un punto di vista sanitario. In giornata sciogliere le riserve anche l'Associazione Carnevali di Marca dopo aver contattato tutti i comuni teatro degli eventi. Nessuna sfilata di carri mascherati sarà messa a calendario, una decisione presa tutt'altro che a cuor leggero. Rischiavamo di impegnare le loro risorse per poi dire no, mi dispiace, non possiamo andare avanti, e creando magari un danno maggiore. Macchina organizzativa imponente, quella dei Carnevali di Marca, forte di 90 gruppi e 8.000 figuranti, un esercito che resterà a riposo per il secondo anno consecutivo, il terzo se si considera il 2020, quando la pandemia bloccò la sfilata finale del Martedì Grasso programmata a Conegliano, un patrimonio di volontari e di creatività comunque da difendere. È un valore, è un tesoro che noi dobbiamo mantenere e che dobbiamo valorizzare, quindi e tutelare. Donne e uomini che non rimarranno fermi e che stanno studiando un piano B, soprattutto dedicato ai più piccoli, azzerando rischi e occasioni di raggruppamento. Chiudiamo questa parte della nostra informazione con le minacce che continuano ad arrivare a esponenti del mondo, per esempio della sanità, o persone addetti ai lavori che vengono coinvolte in queste situazioni davvero da una parte poco piacevoli, ma anche che possono essere pericolose, tanto che il presidente dell'AIFA Palù si è visto mettere l'abitazione sotto sorveglianza. Le indagini dei carabinieri, sulle quali è calato il massimo riservo, lo stesso diretto interessato che sul caso non rilascia alcuna dichiarazione. Dopo l'immunologa Antonella Viola è il presidente dell'AIFA Giorgio Palù, docente alla facoltà di medicina dell'Università di Padova, a finire questa volta nel mirino degli estremisti Novax. Una lettera di minacce indirizzata a lui è stata recapitata all'Istituto di Medicina Molecolare. La busta non affrancata conteneva una lettera scritta a mano da un anonimo che è stata poi consegnata e posta sotto sequestro dai carabinieri, che hanno predisposto un'attenta sorveglianza anche dell'abitazione di Palù nel Trevigiano. Episodio che ha suscitato un'ondata di solidarietà nei confronti di Palù, a cominciare dal presidente del Veneto Luca Zaia. Ancora minacce e attacchi di violenza verbale non possono essere giustificati da nulla, tantomeno dal voler contestare il lavoro di uno scienziato autorevole e impegnato in prima linea nella strategia di lotta contro il Covid, come il professor Palù scrive: esprimo al professore la totale vicinanza mia e dei veneti. La solidarietà è totale nei confronti del professor Palù, che tra l'altro si sta dando davvero un contributo importantissimo per far uscire la nostra comunità da questa situazione pandemica davvero che sta creando dei disagi enormi, e quindi la solidarietà è totale. Ovviamente la solidarietà nei confronti di tutti coloro che subiscono minacce e violenza di ogni genere. Parole di condanna per le minacce a Palù arrivano anche dal sindaco di Padova Sergio Giordani, che parla di follia Novax. Non dobbiamo consentire a chi cova questi deliranti propositi, prosegue Giordani, di avvelenare il clima in una situazione già di per sé molto difficile. Stessa posizione da parte del ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, che condanna questi atti che comunque non fermeranno, aggiunge, il lavoro degli scienziati. Purtroppo questi episodi ormai sono all'ordine del giorno, come se minacciare coloro che sostengono la bontà dei vaccini possa essere la soluzione. Ecco, io credo che invece sia qualcosa di vergognoso, e spero che le forze dell'ordine riescano a risalire ai responsabili di queste e di tutte le altre minacce, perché è ora di dire basta. Ora facciamo una breve pausa pubblicitaria, siamo in onda fino alle 13:30, abbiamo tantissima cronaca da tutto il Veneto da farvi vedere, quindi state con noi, torniamo fra poco.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo chiuso il capitolo corposo dedicato all'emergenza Covid, a tutte le ricadute, a tutti i problemi, ma anche, e lo diciamo perché si fosse messo all'ascolto solo ora, con una situazione di dati che arrivano dall'azienda Zero a due facce. Da una parte abbiamo un'esplosione ancora, l'ennesima drammatica data record con 25.000 nuovi contagi e 250.000 persone attualmente positive, dall'altra abbiamo una pressione sulla sanità che sta diminuendo in modo vistoso, appena una trentina di ingressi in area non critica, un solo accesso in terapia intensiva, quindi una situazione che secondo anche il governatore Luca Zaia dovrebbe portarci a un punto di svolta, perché questa è la settimana decisiva, dicono le autorità. Tutto questo l'abbiamo visto finora, adesso mettiamo da parte l'emergenza Covid, ci torneremo se arriveranno notizie importanti e andiamo a vedere le ricadute invece dell'attacco hacker ormai celebre all'azienda ULSS 6 Euganea, provincia di Padova, dati messi online, un po' di tutto, dati di cittadini, di pazienti, dati interni magari di logistica e di servizio. C'è un nuovo ultimatum, vediamo cosa può succedere nelle prossime ore. 9.346 dati, 51 cartelle online sul dark web dalle 23:20 di sabato. La minaccia è diventata realtà e si tratta solo della prima tranche. Dovevano spostare di 3 giorni l'ultimatum fissato per le 16:44 di sabato 15 gennaio. I pirati che dal 3 dicembre tengono sotto scacco l'ULSS 6 Euganea. Poco meno di 7 ore dopo invece sul dark web sono comparsi i primi 9.000 file. Sabato sera i delinquenti informatici hanno attuato il loro piano criminale pubblicando i file rubati a questa azienda e quindi la loro posizione con questa pubblicazione si è sicuramente molto aggravata. Le informazioni copiate e pubblicate dai malviventi sono per lo più documenti di carattere amministrativo e gestionale come procedure, verbali, regolamenti e disposizioni interne, ma ci sono file con dati personali e sanitari riguardanti l'ospedale di Schiavonia. Dall'ULSS 6 rassicurano i pazienti e nell'ottica della massima trasparenza hanno messo a disposizione un numero verde dedicato 800 184 779 e la mail rpd@ulss6.veneto.it, ma assicurano che tutti gli utenti coinvolti nella vicenda verranno contattati direttamente. Questa azienda è rimasta comunque in possesso del 100% delle informazioni già da subito ed è proprio per questo motivo che già da subito è riuscita con gradualità e con la massima prudenza che ovviamente il caso richiede ripristinare tutta l'infrastruttura informatica e quindi riattivare in progressione appunto i servizi. Intanto le lancette dell'orologio girano e l'ultimatum posticipato è pronto a scadere nella giornata di martedì. Vedremo che cosa succederà oggi, se ci saranno altre pubblicazioni, se ci saranno invece magari novità. Pare proprio che l'azienda sanitaria e la regione non siano disposti a pagare per questo ricatto. Capiremo cosa accadrà nel corso di queste ore. Andiamo ora a Vicenza per una notizia di cronaca. Si attendono sviluppi legati soprattutto ai risultati dell'autopsia per la vicenda dell'influencer, della giovane molto nota sul web trovata morta in un'abitazione. Sono ore di attesa per i familiari di Vanessa Bruno, la giovane influencer italo-brasiliana residente a Vicenza e trovata priva di vita all'interno di un appartamento di questo condominio popolare di via Stichello, prima periferia della città berica. L'autopsia sul corpo della giovane è stata eseguita nelle scorse ore, così come tutti gli esami tossicologici, e si attendono gli esiti. La procura ha aperto un fascicolo, al momento non risultano indagati e solo i risultati dell'esame autoptico richiesto dal pubblico ministero potranno chiarire le cause del decesso.
decesso della 23enne, originaria di Caserta ma da tempo residente a Vicenza. La morte risale allo scorso 8 gennaio, ma la notizia è trapelata solo domenica 16 gennaio dopo un tam tam di voci sui social network. Vanessa Bruno è stata trovata morta nell'appartamento di Roberto Ferronato, un uomo noto alle forze dell'ordine per alcune vicende di spaccio di droga. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe trascorso le sue ultime ore mangiando una pizza insieme all'uomo e un altro amico, poi si sarebbe fermata a dormire sul divano del salotto. L'allarme è stato dato solo nel tardo pomeriggio del giorno seguente. Il padrone di casa infatti era convinto che la ragazza stesse ancora dormendo, ma dopo averla chiamata più volte si è accorto che era morta. Il suo arrivato in viale Astichello non ha potuto far altro che accertare il decesso. Da un primo esame sul corpo non c'erano ferite o segni di violenza. Vanessa potrebbe essere morta per un arresto cardiocircolatorio, ma si attendono gli esiti degli esami tossicologici. Per gli inquirenti, che stanno mantenendo il più stretto riservo, tutte le piste sono aperte. E adesso un giallo tutto veneziano con un tabernacolo che sparisce e poi viene ritrovato. Sta gente qua non ha altro da pensare, portare via una cassetta di legno, ma esiste solamente questo. Non è che perché succede questo, magari portano via prima la cassetta, portano via un pezzetto, guardano cosa succede eccetera e poi magari si portano via anche il pezzo del 1300. Chi l'abbia portata via e per quale motivo al momento non si sa. Di certo c'è che l'edicola di legno che proteggeva la statua d'Istria di un Cristo crocifisso del 1300 in Callemo a Cannareggio è stata ritrovata poche ore dopo che la notizia della sua scomparsa aveva suscitato un'ondata di sdegno e rabbia in mezza Venezia. Il primo a lanciare l'allarme era stato il restauratore Valentino Cunego, che nel 2018 aveva realizzato l'opera per conto dell'associazione Masegni e Nissioetti, col placet della soprintendenza e il plauso della curia e del comune. È stata proprio tolta probabilmente anche con gente che ha qualche esperienza, perché il muro non è ancora intatto, quindi è stata svittata e portata via. Noi eravamo già pronti come associazione a rifarne un'altra, insomma, perché è una cosa che ci tenevamo e che ci teniamo molto. Alberto Alberti è un membro storico di Masegni e Nissioetti, un'associazione di volontari che si occupa della tutela e della lotta al degrado di Venezia. A scoprire ed iniziare il processo di tutela di questa piccola statua è stato invece Luigi Ferrigno, decano dei fotografi veneziani, che ne aveva preso l'esistenza nel 1993 durante una campagna fotografica. All'epoca qui c'era una cassetta malandata che poi è scomparsa. La statua era originariamente completamente annerita. Ho segnalato subito la cosa alla soprintendenza e mi pare anche ai carabinieri del patrimonio culturale, per cui già sarà bloccato, perché il mio timore, si può dire così, era che volessero proprio portare via l'opera. Nicola Tognon, presidente dell'associazione Masegni e Nissioetti, ha annunciato di avere intenzione di sporgere denuncia. L'edicola, che è stata ritrovata nei pressi di Campo San Leonardo, tornerà presto al suo posto. Siamo in attesa di altre comunicazioni da parte della Polizia Municipale, dopodiché la rimetteremo su come prima. Anche in questo caso, se arriveranno novità dalla nostra redazione veneziana, ve le daremo immediatamente per chiudere il cerchio su questa misteriosa vicenda. Andiamo avanti con la cronaca, torniamo a Vicenza perché un uomo è stato arrestato per maltrattamenti. Caldogno, un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri di Due Ville a seguito dei ripetuti maltrattamenti in famiglia. Il GIP del Tribunale di Vicenza ha valutato la pericolosità sociale dell'arrestato, tanto da ordinarne l'applicazione della misura più restrittiva, con la custodia cautelare in carcere. Un provvedimento ritenuto indispensabile dal momento che era stato già attivato il protocollo Codice Rosso il 26 dicembre scorso. L'uomo, nel corso dell'ennesima lite in famiglia, aveva lanciato anche dei coltelli contro l'ex compagna e la figlia minore. Per questo era stato ricoverato per alcuni giorni nel reparto psichiatria, ma una volta uscito aveva tentato di rientrare in casa dove la donna dimora con 2 figli minorenni. Inevitabile l'ennesimo intervento da parte di carabinieri di Thiene il 10 gennaio scorso in difesa dei familiari sottoposti ad una situazione di forte stress per il timore di nuove aggressioni. In attesa di una sentenza irrevocabile di condanna, l'uomo resterà in carcere. A Rovigo, in seguito a un blitz, sono stati ritrovati ingenti quantitativi di droga e di denaro. Si pensa di aver stroncato un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti.
La cocaina viaggiava tra Emilia-Romagna e Veneto, abilmente nascosta nel vano portaoggetti e addirittura in fondi ricavati nei fanali posteriori dell'auto. Nel corso del blitz compiuto venerdì scorso a Bosaro, la squadra mobile di Rovigo ha sequestrato 2 involucri con all'interno 1 chilo ciascuno di droga, una piccola quantità di marijuana, 17.000 euro in contanti. Un'operazione nata dal controllo di un'auto sospetta, seguita per alcuni chilometri dai poliziotti e poi bloccata nei pressi di un garage nel comune polesano. Immediato l'arresto per le 2 persone a bordo, entrambi cittadini albanesi, ma la vera sorpresa è arrivata dalla perquisizione nella loro abitazione a Reggio Emilia. Qui gli agenti hanno sequestrato altri 39 panetti di cocaina per un totale di oltre 43 kg, oltre a 390.000 euro in contanti, in banconote da 50 e 100 euro. Oltre ai 2 albanesi, arrestata anche la compagna di uno dei 2, una donna di origine moldava. È una banda che operava con quantitativi ingenti di sostanze stupefacenti e anche la dimostrazione del denaro che è stato sequestrato, quasi 400.000 euro, e la dimostrazione che avevano un giro notevole di affari. Quello individuato a Reggio Emilia è una sorta di hub interregionale dello spaccio di cocaina. Le indagini continuano per capire a chi fosse destinata la droga. Vediamo ora l'esito dei controlli nei giorni scorsi a Vicenza da parte della polizia per vedere se tutto è in regola con le norme legate al Green Pass e al Super Green Pass. Operazione della Polizia di Stato a Vicenza per contrastare la criminalità e l'immigrazione clandestina. Dopo una giornata di controlli sul territorio, il questore Paolo Sartori ha disposto la chiusura per 15 giorni del bar Oasi di Viale San Lazzaro, dove i poliziotti hanno trovato all'interno un uomo ritenuto il presunto responsabile di una rapina commessa in Corso San Felice la notte tra venerdì e sabato. Sempre dentro al bar gli agenti hanno trovato uno straniero senza Green Pass e risultato poi positivo al Covid. L'uomo e il gestore del locale sono stati multati. Durante i controlli sono stati revocati 5 permessi di soggiorno a stranieri che avevano commesso dei reati e sono stati emessi 3 fogli di via a carico di altrettanti pregiudicati. Un 36enne nigeriano invece è stato espulso e portato al CPR di Gradisca per il rimpatrio in quanto trovato senza permesso di soggiorno. Chiudiamo la pagina della cronaca con un incendio ad Albettone, intaccato dalle fiamme un bombolone di GPL. Poteva essere una situazione davvero pericolosa. Albettone, fortunatamente non ci sono stati feriti, ma ha fatto temere guai più seri l'incendio di un cumulo di materiale depositato all'esterno di un edificio rurale in strada Monte, le cui cause sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. La catasta, ammassata per il restauro di una barchessa, è andata a fuoco la notte scorsa verso l'una. L'incendio ha richiesto l'intervento dei pompieri, scattati con più mezzi da Lonigo, Vicenza e da Mestre, da dove è giunta la squadra specializzata del nucleo biologico chimico radiologico. Le fiamme avevano intaccato infatti anche la copertura di un bombolone di GPL da 800 litri, danneggiando il gruppo valvolare e scatenando una pericolosa fuga di gas. Gli specialisti NBCR sono riusciti ad intercettare la perdita e a predisporre un collegamento per bruciare in torcia il gas rimanente. Le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi sono terminate alle 9:30. Allora, chiudiamo il capitolo dedicato alla cronaca. Naturalmente, se ci sarà ancora cronaca dal Veneto, ve la daremo immediatamente. I nostri giornalisti ci avvertiranno, vi daremo tutte le informazioni in diretta come sempre. Passiamo alla politica nazionale, perché sappiamo, fra pochi giorni si andrà alla prima votazione, nessuno sa quanto potrà andare avanti questa fase per il prossimo Presidente della Repubblica. Sono tanti i nomi per il successore di Mattarella, addirittura si parla di una proposta al Presidente Mattarella di rimanere per un periodo più o meno breve, questo non si sa, naturalmente una situazione tutta in divenire. Nel frattempo di poter avere le notizie da Roma, che vi daremo come sempre anche queste nel corso della nostra informazione, siamo andati a sentire che cosa ne pensano le persone, quale potrebbe essere un nome per questa carica così importante. Chi vorreste come Presidente della Repubblica? Oddio, non è una domanda facile. Non saprei, guardi, adesso non vedo personalità di spicco. No, Berlusconi. No, sottolineato 3 volte. Magari Draghi e una donna, magari. Prima di tutti una donna.
Per cambiare uno che non sia sempre di sinistra, uno di destra, casomai, per cambiare. Poi nomi, uno accreditato che faccia il bene del popolo almeno una volta. Io Draghi. È meglio quello che abbiamo, che è valido, una persona seria che non ha precedenti nel suo curriculum come persona seria, ecco. Beh, una persona che sia competente, che sia un politico, che abbia una certa elevatura morale. Vorrei una donna, innanzitutto, e una che in questi anni avesse dimostrato di essere per l'unità d'Italia, insomma, una persona che sappia comportarsi e si sia dimostrata in grado di tenere unita l'Italia. Magari la Cartabia, tanto per dirne una. Voglio uno che non sia impegnato con i partiti, uno lontano. Berlusconi no, non lo so. L'attuale Presidente del Senato, anche Elisabetta Alberti Casellati, che fra l'altro è anche veneta, quindi non guasterebbe. Nel corso dei prossimi giorni andremo a sentire altre opinioni e altre voci da parte dei cittadini, di voi telespettatori. Abbiamo anche qualche voce di politici, amministratori che saranno coinvolti personalmente nelle votazioni. Qualcuno preferisce non parlare, qualcun altro parla a microfoni spenti. Insomma, è una situazione davvero interessante che rappresenterà un po' il fulcro dell'informazione nazionale e anche ovviamente locale nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni vedremo quanto durerà. Restiamo nella politica, scendiamo di qualche scalino, parliamo di politica locale, perché si è dimesso un sindaco proprio nelle scorse ore. Oggi ho presentato le dimissioni, sì. Dopo la sfiducia da parte di 9 consiglieri comunali e le dimissioni di parte della giunta, il sindaco di San Martino di Lupari, Corrado Bortot, prende la situazione in mano e decide di rassegnare le proprie dimissioni. Ora l'attesa è di 20 giorni in cui il sindaco potrà ritirarle. Poi toccherà ad un commissario, il secondo in 3 anni, guidare l'amministrazione verso nuove elezioni. Il rischio ora è che si perdano molti soldi, soprattutto quelli del PNRR. I progetti del PNRR che stanno valutando gli altri sindaci del territorio assieme con i parlamentari sono urgentissimi e sono finalizzati a portare risorse che vadano a sanare il danno combinato dalla pandemia, e San Martino di Lupari non potrà farcela perché non c'è un sindaco che può lavorare con questi altri colleghi per portare a casa questi soldi. Inoltre tanto lavoro era stato fatto per l'edilizia privata e c'erano oneri importanti, più di €500.000, €600.000 che dovevano entrare a breve, e ovviamente anche questo sarà tutto bloccato. Sul suo futuro il sindaco Bortot non si esprime, ci confessa di essere andato a cavallo questo fine settimana dopo mesi di impegni quotidiani che l'hanno obbligato a scendere dalla sella. Il suo messaggio per il domani è largo ai giovani. Dopo tanto aspettare, i miei mi hanno detto che diventerò nonno, quindi quello è l'essenziale per me in questo momento qua. La politica, secondo me, guardate, si perde tanto la passione quando succede questa roba qua, ma si perde tanto la passione. E poi uno dice, ma chi me lo fa fare? E poi direi anche largo ai giovani. Largo ai giovani. Faccio 62 anni tra un mese, mi sento un pochettino, come dire, ma mettiti da parte, largo ai giovani. Cambiamo ancora argomento, andiamo nella montagna veneta, andiamo in questo caso nel Bellunese, dove parte la sfida ambiziosa di rendere accessibili le montagne proprio a tutti. Rendere accessibile la montagna per godere delle sue bellezze senza barriere, la sfida olimpica lanciata lo scorso ottobre a Longarone Fiera in vista dei Giochi 2026 non è caduta nel vuoto, soprattutto sull'onda delle Paralimpiadi di Tokyo che hanno acceso potenti riflettori sul mondo della disabilità. L'accessibilità non dovrebbe essere un problema, invece lo è in molti ambiti della quotidianità e lo è ancor di più se guardiamo alle barriere architettoniche, spiega la Ministra per le Disabilità Erika Stefani, oggi a Belluno, ospite della tavola rotonda organizzata da Confartigianato sul tema
chiama sfide accessibili verso Olimpiadi e Paralimpiadi. Il turismo accessibile non significa solo avere una passerella per permettere a una persona con disabilità magari di accedere alla spiaggia, di andare e di poter poi andare al mare. Il settore turistico ha un rilievo economico enorme, muove milioni di persone, non solo con disabilità ma anche anziani e famiglie. La ministra Stefani annuncia le strategie elaborate assieme al collega al turismo Garavaglia. Abbiamo sia stanziato ancora sul decreto sostegni un fondo che sarà ripartito tra l'altro a brevissimo alle regioni per il turismo accessibile, ma abbiamo previsto ulteriori fondi proprio adesso nella legge di bilancio insieme proprio con il ministro Garavaglia proprio per dare una risposta a questa grandissima esigenza. Per l'evento del 2026 le sinergie sono già in campo e le imprese sono in prima fila. Una grande possibilità per le nostre imprese sia per crescere dal punto di vista culturale sia dal punto di vista professionale. A patto che l'accessibilità sia intesa non come un privilegio per pochi. Sicuramente l'impegno, sfruttando il grande traino di questi eventi, non può che essere unire le sinergie, comprendere le problematiche per creare veramente una provincia fruibile per tutti. Olimpiadi e Paralimpiadi, palcoscenico e occasione unica per il bellunese, la chiosa dell'assessore regionale Bottacin. Credo che questa sia un'opportunità di sviluppo di tutto il territorio che non ha uguali e quindi dobbiamo coglierla al massimo, dobbiamo spingere alla massima velocità. Stiamo abusando troppo del termine slow, invece bisogna dare un'accelerata e credo che l'opportunità di crescita sia per tutti. Cambiamo ancora argomento, vi abbiamo dato nei giorni scorsi le notizie relative allo stato di salute di Red Canzian che è stato ricoverato in terapia intensiva, migliorano, dicevamo, le condizioni e arriva un messaggio di saluto da una persona che lui conosce molto bene. Ciao caro Red, questo mio messaggio per farti sentire la mia vicinanza in questo tuo momento sicuramente non facile. Un messaggio accorato per l'amico di sempre. Roby Facchinetti, storico tastierista e cantante dei Pooh, si rivolge a Red Canzian, ricoverato all'ospedale per una grave infezione che lo ha colpito nei giorni scorsi. A darne notizia era stato l'altra sera lo stesso Canzian, attraverso un audio diffuso al Teatro Metropolitano Astra di San Donà, dove è andato in scena l'anteprima del suo Casanova Opera Pop, il musical al quale l'artista lavora da anni. Facchinetti si fa portavoce dei tantissimi messaggi di affetto ricevuti in queste ore. Sai, sto ricevendo veramente tante telefonate e messaggi di amici che mi chiedono di te e ti vogliono salutare con tanto affetto. Mi raccomando Red, tira fuori tutte le tue energie, anche quelle nascoste, perché tu possa ritornare molto presto alla tua meravigliosa vita di sempre. Le condizioni di Red Canzian intanto stanno migliorando, ha lasciato la terapia intensiva del Cafoncello ed è ora ricoverato in area non critica, ma la riabilitazione lo terrà ancora per un po' lontano dal pubblico e dal teatro. Fratellone, ti abbraccio, ti voglio bene. A prestissimo. Allora, questa settimana è iniziata con una data un po' particolare, ovvero il cosiddetto Blue Monday, il lunedì più triste dell'anno. Perché? Perché sono finite le feste, manca molto ancora alla prossima festività, al prossimo periodo di ferie, ci sono delle ricadute psicologiche anche sia soggettive che oggettive che rendono questi giorni, questo periodo un po' critico. Siamo andati però a sentire che cosa ne pensano i vicentini, sentite cosa ci hanno detto. È vero che questo è uno dei giorni più tristi dell'anno secondo lei? Per me tutti i giorni sono belli, dunque io non sento che ci sia il giorno più triste dell'anno. Mi fa tristezza solamente perché le persone, per fortuna la minoranza, è ancora, non vorrei dire delle parolacce, però i Novax stanno mettendo a dura prova tutta la nazione. Questa è la mia tristezza, il resto io sono sempre felice. Per me no, è semplicemente un giorno qualunque, quindi non mi cambia niente. Oggi dicono sia il giorno più triste dell'anno, il cosiddetto Blue Monday, è così o...? No, direi proprio di no, visto anche gli ultimi arrivi qua, quindi sinceramente no. A lei è triste in questo giorno? No, assolutamente, un bel tempo, sereno, si sta bene. Noi siamo abbastanza sereni sempre. No. Siamo positivi. Io sono un ottimista, per cui
La pandemia comunque dicono ha stressato la gran parte degli italiani. In questi ultimi anni anche per lei è stato così? Nessuno si è divertito. Diciamo che se uno prende le proprie precauzioni magari e sta attento, magari riesce a scamparla. Io sono fiducioso di riuscirci, visto che ho fatto già la terza dose. La pandemia però in questi anni ha messo a dura prova la gente, ora però si ha fiducia nei vaccini e si spera di incominciare a vedere la luce fuori dal tunnel. Con 3 dosi di vaccino siamo abbastanza sicuri di non finire in anestesia o rianimazione. Soprattutto le persone che hanno la mia età o magari sono un po' più piccoli, che hanno 16-15 anni. Noi comunque siamo sempre stati a casa, quindi non siamo stressati, stiamo bene. E quindi oggi non è il giorno più triste dell'anno? Oggi no. Bisogna cercare appunto di stare molto attenti e così vado avanti, altrimenti cosa succede? C'è una notizia in chiusura, prima di salutarci, pare che il governo stia decidendo di inserire o comunque stia diventando quasi normativa la scelta di imporre il Super Green Pass il Green Pass per entrare nelle tabaccherie e i tabaccai italiani, 50.000 tabaccai italiani dicono che ogni giorno entrano in quei negozi 13 milioni di persone, 250 per ogni rivendita. Sarà un vero problema controllare il Green Pass a ogni cliente, per questo speriamo che il governo ci ripensi. Queste le parole di Giovanni Risso, presidente nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, in merito alla possibilità che le tabaccherie siano inserite nella lista delle attività in cui dal 1° febbraio sarà richiesto il Green Pass. Se ne occuperemo con nei nostri telegiornali, con i nostri giornalisti, ve ne daremo conto nel corso della nostra informazione. Per ora è tutto dal Focus TG, vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Fabio Verin dalla regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie del Veneto. Vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto il resto e vi auguriamo un buon pomeriggio.